su internet. Intanto io ringrazio, l'abbiamo preso al volo, proprio non c'era nessun accordo, ti ringrazio doppiamente Felice Manti che è con noi, caporedattore centrale de Il Giornale. Buongiorno Felice. Buongiorno, come state? Bene, io direi molto bene perché la possibilità di fare cose utili mi sembra che ci sia, no? E lo stiamo cercando di fare con una certa dose di pragmatismo. Intanto in bocca al lupo per la nuova avventura del giornale, abbiamo letto stamattina. Il comitato di redazione chiede l'incontro con i nuovi editori. Si apre un nuovo capitolo della storia del quotidiano di cui sei caporedattore centrale, una delle firme importanti, Felice, per cui mi sento di tutto cuore di augurarti veramente a te e ai colleghi in bocca al lupo. Grazie, adesso da qualche mese sono inviato in questa definizione, mi garba un po' di più, anche perché ti dà in qualche modo una investitura di giornalista, che un po' si occupa di cose, di vicende molto complesse. Quindi ho sbagliato, non sei più caporedattore centrale. Non sono più caporedattore da un po'. Va benissimo. Ma non allora... è un problema, lo sono stato, e quindi in qualche modo quando lo sei una volta lo sei sempre, perché poi questo è un lavoro che si impara facendolo. Allora sei inviato e quindi sei un cronista d'assalto, mettiamola così. Sì. Allora no, Felice, al di là delle battute, io ho letto prima in rassegna stampa integralmente il vostro articolo di stamani proprio sul giornale a pagina 11, tuo e di Edoardo Montolli. Devo dire che insieme a quello di Yuri Maria Prado su Libero è uno dei pochi articoli che evita di sdraiarsi sulla procura di Como. Non mi spiace se uso questa terminologia un po' terra-terra, ma la sintesi è quella lì. Allora, invece di cogliere un'opportunità, qui siamo a un punto secondo me importante, invece di cogliere un'opportunità che va a beneficio di tutti, e voi lo scrivete alla fine del vostro pezzo, quindi invece di cogliere l'aspetto in senso lato e buono e nobile, politico di tutta questa vicenda, cioè tiriamo fuori qualcosa di utile per tutti noi, insomma, la gran parte di noi, adesso non sto a citare la trasmissione di ieri sera di Gianluigi Nuzzi, no, quarto grado, ma la gran parte dei giornalisti si sdraia sulle procure. Fa proprio di questi giorni la vicenda della trattativa Stato-mafia, che è un monumento di questa questione, no? Ne hai scritto sempre sul giornale anche tu. E insomma, invece di tirar fuori qualcosa di utile per tutti, ci perdiamo in una guerra che poi ci riporta al 2008, perché le tesi sostenute dalla Procura di Como e le tesi sostenute dalla gran parte dei nostri colleghi giornalisti sono sempre quelle lì. Ci sono stati 3 gradi di giudizio, cosa state a rompere le scatole, giusto? Sì, diciamo che questi due vicende, la trattativa Stato-mafia, il processo sulla presunta trattativa Stato-mafia e il processo sulla Sede di Erba hanno dei punti di contatto. Io oggi scrivo che la Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo, lamenta il fatto che quel processo abbia dato la stura delle carriere mediatiche e anche politiche di alcuni componenti del pool che è indagato su quel processo, e che la dottoressa Borsellino lamenta il fatto che alcuni giornalisti abbiano dato corda e aria a queste ipotesi, che poi si sono rivelate inconsistenti, o almeno questo dice la Cassazione. Perché è interessante questa vicenda? Intanto perché dimostra ancora una volta che esiste questa unità di intenti tra i giornalisti e i magistrati. Luca Palamara, che io cito in un passaggio nel libro, dice: la vera separazione delle carriere dovrebbe essere quella tra PM e giornalisti. Sì. È una battuta che però tradisce un po' una serie di situazioni che anche noi stiamo vivendo sulla nostra pelle, e in qualche modo rivela quella che è una spirale negativa che in questi anni ha abbracciato un po' tutta la narrazione della cronaca giudiziaria di questo paese, perché oggettivamente, come dici tu, tante volte certe vicende processuali sono state pompate sui giornali senza che poi ci fossero le necessarie prove nella sede giudiziaria. Poi alcune sentenze hanno dato ragione a queste tesi giornalistiche, salvo poi dimostrarsi inconsistenti successivamente, altre invece sono proprio naufragate perché evidentemente non c'era proprio il materiale. Ecco, la vicenda della Sede di Erba assomiglia molto a questa storia per questi motivi qui, perché se oggi uno come Ranucci dice che la sentenza della Cassazione è sbagliata, significa che in qualche modo ogni tanto la Cassazione sbaglia, quindi si può criticare la Cassazione. Quello che non si può fare in nessun modo, in alcun modo, è contestare una sentenza di condanna, che è quella che è stata emessa da Como.
Cos'è novità, diciamo, rispetto a oggi? La novità è che mentre il PG Bruno Tarfus fa un lavoro di un certo tipo, che è il lavoro per cui è pagato, cioè verifica come procuratore generale che l'operato dei PM che, diciamo, vivono sotto il suo mandato, sotto il suo, diciamo, cappello, rispettino le regole nella formazione delle prove, nella gestione dei diritti della difesa, nella complessione di eventuali altri diritti. Improvvisamente una procura dice al suo controllore: è ingiusto che tu mi controlli. Questa irritualità ha diversi aspetti che provate a tirare fuori nell'articolo. Il primo è che ovviamente, diciamo, è un po' indelicato il fatto che un PM che diciamo, si è occupato di questa vicenda difende il suo operato in questa sede giornalistica, perché lui ha altre sedi, si chiama Consiglio Superiore della Magistratura. Esistono sedi, diciamo, anche giudiziarie per eventualmente, giustamente, reclamare la bontà di un lavoro che ha portato a una sentenza, secondo me, diciamo, piena di buchi neri e discutibile, ma questo non è il tema. Però qual è il problema? Il problema è che Astori lo fa da procuratore capo reggente, quindi in qualche modo investe l'intera procura della difesa d'ufficio di questa sentenza, del proprio operato, e però anche in questo caso investe l'intera procura, evidentemente, come dire, dopo essersi consultato, immagino, con i suoi colleghi, ma anche in questo caso commette, diciamo, un'ingenuità, una leggerezza, comunque una decisione che avrà delle ripercussioni, proprio perché, ripeto, si innesta in una dialettica tra procura e procuratore generale che non dovrebbe seguire queste logiche giornalistiche. Ma la cosa divertente è che, diciamo, in questa sua difesa lui in qualche modo sfiora delle questioni che hanno a che fare con il giornalismo, perché intanto si lamenta del fatto che il procuratore generale abbia attinto alle tesi della difesa. E questa cosa lo stupisce. E a fonti aperte. Vabbè, alle fonti aperte poi ne parliamo magari, però diciamo intanto questo aspetto della difesa che è interessante, perché cosa dice Tarfus nel suo documento? Tarfus dice che io non devo seguire la verità dei miei giudici, perché la procura generale si fa carico della verità, diciamo, investigativa dei PM delle altre corti, diciamo, di primo grado, no? Quindi Milano, la procura generale di Milano si fa carico delle ipotesi investigative di Como, Lodi, tutti quei, diciamo, di quei diciamo, distretti giudiziari che non hanno una corte d'appello, no? Quindi il PM si deve far carico di quell'accusa. Ma proprio perché deve far carico di quell'accusa, deve verificare che l'accusa sia stata fatta in un certo modo, contenendo anche quelli che sono i diritti della difesa, perché non è che l'accusa... In realtà poi il PM dovrebbe perseguire la verità, non una tesi, una teoria. Certo. Questo lasciamo perdere. Il fatto che Astori si stupisca di questo fatto, cioè che il PG attinga alle tesi della difesa, è sorprendente se noi andiamo a guardare cosa dice il diritto e cosa prevede, diciamo, la legge, no? Ma come giustamente osservi tu, non c'è solo questo stupore che stupisce. Un altro stupore che stupisce è che appunto Tarfus si sia diciamo, cibato nella sua ricostruzione anche di queste fonti aperte. E curiosamente il PM chiede al PG quali sono queste fonti aperte. Cioè qui siamo al controllato che dice al controllore che non può controllarlo, che non è giusto che lo controlli e che le fonti che lui ha consultato per confutare la sua tesi non sono quelle giuste, perché anziché sentire lui ha sentito i giornalisti, ha letto i giornali, ha letto dei libri e ha sentito la difesa. Anche qui, secondo me, ci sono decine e decine di elementi per lanciare questioni che hanno a che fare con appunto la gestione della giustizia, ma io non voglio entrare, diciamo, in queste dinamiche, anche perché in questo momento, mentre una volta, qualche anno fa, c'era Felice Manti e pochi altri a gestire, a provare a tenere in piedi questa storia, a manifestare delle criticità, che poi sono criticità che spesso e volentieri purtroppo si registrano in molti procedimenti. Quindi noi abbiamo fatto una battaglia non personale per Olinder Rosa, che io non conosco, non ho mai incontrato, ma per la giustizia più giusta. In questo caso però c'è Tarfus che ha fatto sue alcune nostre considerazioni che noi portiamo avanti da 17 anni senza smentire. Ecco Felice, fammi dire due cose al riguardo. È tra loro due la partita adesso. Ecco, fammi dire due cose rapide su questi due tasti che tu hai toccato: le fonti aperte, cioè il nostro lavoro di giornalisti,
e la collaborazione, o meglio, l'incontro fra il sostituto procuratore generale e 2 avvocati, Fabio Schembri e Paolo Sevesi, che lui cita nel suo atto, no? Non c'è niente di segreto. Lui scrive anzi una cosa che secondo me è un principio di civiltà, e questo dovrebbe far parte degli insegnamenti da diffondere in questa vicenda, cioè che il pubblico ministero non è il nemico dell'avvocato. Il pubblico ministero è la controparte, quindi ascolta le ragioni anche dell'avvocato difensore. E l'imputato è un soggetto del quale tu devi evidenziare anche i fatti che vanno a suo favore. Questo è un dovere del pubblico ministero. È un elemento di civiltà giuridica elementare che sta alla base anche dell'atto che ha scritto il procuratore Tarfusser, che a me come cittadino mi è piaciuto molto. E come giornalista io lo valorizzo perché è una cosa che va spiegata, va raccontata, altrimenti non usciamo dai binari di una cosa che ci ha condotto al disastro, no? Cioè i nemici, le contrapposizioni e questo e quest'altro, a scapito dei diritti dei cittadini. Punto primo. Punto secondo, le fonti aperte e il giornalismo. In America è stato liberato, ma potremmo farne tanti di casi, un imputato per omicidio perché c'è un podcast che ha raccontato negli anni la sua storia. Questo si è fatto più di 20 anni di galera. Adnan Syed si è fatto più di 20 anni di galera, è stato liberato per il lavoro giornalistico. Quindi io dico Felice Manti, Edoardo Montolli, vanno ringraziati perché hanno fatto un lavoro giornalistico che ha consentito di evidenziare determinate lacune della macchina giudiziaria, al fine di migliorarle evidentemente. E qui dovrebbe entrare in campo la politica, che trae spunto e che trae insegnamento da quanto accaduto, per dire proponiamo a tutti i cittadini un bene migliore, un bene giustizia. Ricordo che la giustizia, articolo 101, è amministrata in nome del popolo e tradizionalmente è una delle 3 caratteristiche della sovranità dello Stato: la bilancia, la spada e appunto no? La forza, l'esercito, la giustizia, sono 2 degli elementi che contraddistinguono lo Stato, no? Il bene di tutti. Questo lo volevo dire perché le fonti aperte non sono un delitto, non sono qualcosa di meno nobile del giudicato. Le fonti aperte, il lavoro giornalistico, i fatti sono determinanti per poter imparare se si sono fatti degli errori. Primo. Terza cosa che butto là, perché mi ha colpito, e qui entriamo però nella trasmissione di ieri sera. Ilaria Cavo, ieri sera una collega, giornalista, ha raccontato, perché ieri sera c'è stata una trasmissione che ha utilizzato per l'ennesima volta il video di Rosa presso lo psichiatra Picozzi, cioè un colloquio difensivo dello psichiatra, come elemento cardine per dire le confessioni sono intoccabili. È vero, sono stati loro, è stata lei, è stato suo marito. L'avrei visto, no? Felice. Allora, No. quel video, Ilaria Cavo ci ha raccontato che lei lo ha ottenuto perché era agli atti del processo. Allora ti domando da giornalista, se un documento è agli atti del processo, l'accesso è per tutti, no? Tutti lo possono avere, giusto? Ni o no? Nel senso che Perché la collega ha detto sostanzialmente che lei l'ha avuto da chi non lo dice perché tutela il segreto professionale. Certo, allora lei... mettiamola così. Allora, gli atti di un processo sono pubblici nel momento in cui il processo finisce, o quantomeno nel momento successivo a quando queste prove vengono esibite. Se io pubblico una foto che dimostra, durante un processo, pubblico una foto che dimostra che il soggetto X era nell'appartamento Y, il giorno dopo legittimamente i giornali dicono ecco la prova che dimostra che il soggetto X era nell'appartamento Y. Nel caso di Arma mi duole ricordare che purtroppo quel video venne pubblicato prima in TV e poi venne esibito a processo. E di questa stortura, di questa piccola differenza non se ne è mai occupato nessuno fino in fondo, e non è escluso che magari qualcuno se ne occupi adesso, proprio perché anche la collega capisce che questa distorsione e questa pubblicazione improvvida, che ovviamente molti giustamente definiscono scoop, no? Possa avere in qualche modo ingenerato nell'opinione pubblica, prima ancora che alla Corte, la sensazione che appunto quella confessione fosse, quel video fosse riferito alla confessione. E in tal senso è utilizzato ancora oggi. Lo so, purtroppo allora, c'è sempre stata una semplificazione nei confronti delle prove prodotte per questo caso. Io voglio ricordare solo un passaggio perché secondo me è decisivo. Noi quando è che ci accostiamo alla strage di Erba? Quando in sede di udienza preliminare il GIP
dice che ci sono state delle compressioni dentro la difesa, perché a un certo punto si capisce che Olinda e Rosa sono difesi dallo stesso legale che passa da una stanza all'altra, che probabilmente a un certo punto lascia l'uno o l'altro da soli a gestire questo interrogatorio. Quindi il GIP solleva questa questione qua e a me mi si drizzano i capelli, ovviamente. No? Durante quell'udienza preliminare succedono due fatti. Il primo, la difesa di Fabio Schembri decide di non accedere al rito abbreviato, come tutto il mondo giornalistico pensava, ma di fare il rito ordinario e quindi di esibire nuovamente le prove. La seconda questione è successiva alla decisione del pool di legali di non chiedere il rito abbreviato ed è l'arrivo della perizia dei RIS, che arriva un po' lunga, un po' fuori tempo massimo, ma comunque arriva. E in questa perizia dei RIS è scritto di fatto che non ci sono prove biologiche che inchiodano Romano e Rosa Bazzi, perché non ci sono loro tracce nella scena di delitto e non ci sono tracce delle vittime nel loro appartamento. Questi tre elementi insieme a me mi hanno fatto venire il sospetto che ci fosse qualcosa che non andava. Fortunatamente qualche giorno dopo, io lo dico perché la ricostruzione è agli atti o quantomeno è facilmente ricostruibile, io incontro Fabio Schembri dopo l'udienza preliminare, non prima, in un viaggio per Reggio Calabria, che è la nostra città, era l'ottobre del 2007, e Schembri mi dice guarda quelli sono innocenti, non c'entrano niente. Dico, vabbè Fabio, ok, la terra è rotonda, la terra è quadrata, siamo terapiattisti, le scie chimiche, no ma guarda Felice vieni, non è che ti devi credere le cose che dico io, vieni a vedere. E poi è iniziata tutta questa vicenda. Al tempo mi stupì il fatto che nessun collega sollevasse delle obiezioni rispetto al fatto che i RIS stranamente fossero, tra virgolette, innocentisti, usano una banalizzazione ma non è così, fossero nel loro lavoro di periti scientifici iperaffidabili, fossero stranamente più favorevoli, più propensi a dire che questi due non c'entravano nulla, senza ovviamente formalizzarlo, perché loro fanno una perizia e dicono loro non c'erano. Certo. La perizia si dice che loro non potevano esserci. Peraltro mai valutata in 3 gradi di giudizio, diciamolo, no? Diciamo che il fatto, quando i RIS vengono chiamati testimonianze dalla difesa, qualche giorno prima di questa vicenda il generale Garofano finisce in un piccolo pasticcio che viene pubblicizzato da Panorama e in qualche modo casualmente, ma è una casualità, tutta l'immagine splendida dei RIS viene adombrata da questa vicenda che Panorama pubblica, un po' a sorpresa, tant'è che poi Garofano rinuncia a fare l'audizione e la farà il suo braccio destro, ma ovviamente questa cosa, la eco dello schizzo di fango sul RIS coprirà la questione cruciale, cioè che il RIS aveva testimoniato per la difesa. Ma questi sono dettagli di cui poi se voi parliamo con pazienza. Ma comunque ci sono questi tre fatti, nessun giornalista mette insieme questi tre fatti tranne noi. Quando noi iniziamo a fare questa roba qui, portiamo un po' di elementi. Oggi cosa si dice in questa lettera di autodifesa della Procura di Como? Si dice fondamentalmente, anzi si ritira fuori una storia che il dottor Astori aveva tirato durante la sua requisitoria, dove ha citato il nostro libro. Questa cosa è stata un momento dal doppio valore. Da un lato un valore importante, perché se un PM nella sua requisitoria cita un libro innocentista quasi fosse una pietra d'inciampo nella sua valutazione, è un fatto che mi ha inorgoglito, perché vuol dire che in qualche modo quella pubblicazione ha turbato quell'umanismo, no? Quell'unanimità che c'è nel giornalismo, tanto da sollevare le obiezioni del PM. Anche lì, altrettanto rituale, l'ordine dei giornalisti non ha detto una parola su quello, ma tranzia. Poi però, il dottor Astori ha anche aggiunto una dinamica che ovviamente non è vera e non è verificabile e di cui però ci sono gli elementi per dimostrarla, e che cioè le confessioni degli utenti sono state ritrattate sulla promessa di una campagna stampa innocentista, quasi a ipotizzare che il sottoscritto e Montore fossero i pupari di questa ritrattazione, che invece evidentemente avviene prima che io e Fabio ci incontrassimo, molto prima. Quindi questo sillogismo è sbagliato, è scorretto, non è giusto, no? Ma questo elemento della promessa della campagna stampa innocentista e dell'idea che Olindo scriva nella sua Bibbia ci elimineremo dubbi, incertezze di fronte a questi deficienti, colpevolisti, eccetera, viene accostata a questa idea
di questa campagna stampa innocentista, campata per aria evidentemente. Sì, no, ma anche perché in questi anni c'è stata veramente una campagna formidabile, no? Innocentista, l'abbiamo vista tutti. Però noi parliamo del 2007, 2008, quando il 99,9% periodico. No, appunto, dico, era ironica la mia osservazione, Felice. No, noi fino all'altro l'ironia... giorno non abbiamo visto nessuno su queste posizioni, diciamo così, ragione, no? Diciamo di che fatto. l'ironia Ascolta, parte, poi scusami un attimo, Felice, un'altra cosa, ma Olindo aveva scritto nella Bibbia che gli avvocati troveranno un giornale per seminare dubbi, incertezza e caos di fronte agli imbecilli colpevolisti, no? Scrive letteralmente il facente funzioni di procuratore capo a Como. Benissimo, ma le cose che scrive Olindo nella famosa Bibbia poi devono essere riscontrate nella realtà o no? E lo erano, tra l'altro, diciamo, perché poi anche questa storia della Bibbia, uno deve finire, diciamo, di considerarla la Bibbia delle accuse, cioè dell'ammissione di colpevolezza. Allora, perché diciamo che io posso scrivere tante cose, ma poi vanno verificate, certo, no? Però è importante questa cosa, Giulio, perché l'interpretazione della Bibbia è sempre, anche, diciamo, anche quella vera, no? È sempre bipartita, no? Ha sempre due facce o anche più, proprio perché l'esegesi del testo biblico è molto complessa, no? Però diciamo che intanto la Bibbia l'ho tirata fuori io. E se nella Bibbia ci fossero stati elementi di colpevolezza o elementi che in qualche modo avrebbero potuto far pensare... Scusami Felice, diciamolo per chi non lo sa, la Bibbia è una Bibbia sulla quale Olindo ha scritto a mano in carcere determinate frasi, chiuso, sì, parentesi. Sì. Frasi sconnesse utilizzando un alfabeto che poi era quello, se non sbaglio, di Paperino, insomma una specie di codice no? di criptazione, non alla Turing, diciamo, ma più alla Paperino, più alla portata, diciamo, della capacità di Olindo di, diciamo, di codificare e decodificare dei codici per non farsi scoprire, no? Anche questa ingenuità dovrebbe in qualche modo tradire la vera natura di Olindo Romano, ma lasciamo perdere. Però diciamo, se questa Bibbia, se questo documento fosse oggettivamente pieno di elementi che raccontano una strategia difensiva organizzata con dei pupari che hanno orchestrato questa campagna innocentista, chi avrebbe realizzato questa campagna innocentista dovrebbe avere tutto l'interesse a non pubblicare quella Bibbia, e invece la Bibbia l'abbiamo tra virgolette scoperta noi diciamo, sul giornale, credo qualche mese dopo la detenzione. Adesso francamente non ricordo, ma il tema non è questo. Il tema è che ovviamente si utilizzano degli elementi successivi all'atto per dire questa è la prova che l'hanno fatto quell'atto, come se la vita in carcere fosse così semplice, così neutra, così scevra da qualsiasi tipo di condizionamento, che quello che uno fa in carcere o dice in carcere o scrive in carcere fosse la stessa cosa di quello che uno scriverebbe se fosse libero sul lago di Segrino o a farci la passeggiata tra Canzo e Asso. Anche questa cosa mi sembra francamente però, una forzatura. Felice, siccome abbiamo 4 minuti, io faccio questa osservazione. Stiamo parlando di un video, quello di Rosa, che parla con lo psichiatra Picozzi, che manco è stato utilizzato nel processo perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra, e oggi viene speso come prova delle confessioni. Stiamo parlando di una Bibbia che ha avuto lo stesso trattamento perché non era neanche dignitoso portarla in tribunale, e però viene usata come prova ancora oggi. E invece ci facciamo sfuggire gli argomenti che ha elencato, di fatto, non le fantasie, queste robe qua, ma gli argomenti di fatto, fattuali, pragmatici, che enumera e che enuclea il procuratore Tarfusser nel suo atto, perché quelli sono dati di fatto. Queste qua sono favole che non sono nemmeno entrate a processo a suo tempo. Quelli sono dati di fatto. Però scrive letteralmente a Stori nel suo comunicato stampa che le nuove prove difensive sono prive di novità. Punto, fine. Lo ha già stabilito. La proposta di revisione poi è stata divulgata, e questo è un altro aspetto, e poi ci sono tutte le parti relative alle accuse di reati contro la Procura di Como, che legittimerebbero, credo, come voi scrivete stamattina, tu e Edoardo Montolli, che si vada direttamente alla Procura, al Tribunale di Brescia competente su Milano. Mentre invece oggi Il Giorno scrive che ci vuole un mese di tempo per valutare l'atto di Tarfusser, che continuamente viene definito una bozza dallo stesso procuratore di Como, che reagisce quindi a una bozza, no? Tra l'altro colloca con precisione la strage il 16-12 nella intestazione del comunicato, mentre avvenne l'11, ma questo è un dettaglio.
Allora, com'è che ne, che ne usciamo da ste robe qua? Perché... Come ne usciamo? Allora, guarda, il tema è molto semplice. Le prove che contano sono quelle contenute nella sentenza. Nella sentenza si parla di 3 prove: la macchia di sangue, il riconoscimento e la confessione. Il resto delle prove, che sarebbero, come dire, il corollario di questa vicenda, non hanno alcuna valenza probatoria rispetto alla colpevolezza di Lina Rosa, se non mediatico. Cioè, non a caso ieri vengono usate ancora le chiacchierate di Rosa con Picozzi. Sì. Allora, se è un colloquio difensivo in cui la Rosa Bazzi dirà di essere stata istruita, e c'è una frase che dice Rosa Bazzi al termine di questi video arrivati alla difesa solo molto 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 tempo dopo, in cui la Rosa Bazzi dice a Picozzi: sono stata brava, come se avesse recitato una versione, devono restare in questa veste, sono certamente molto suggestivi dal punto di vista televisivo, e chi fa televisione e fa intrattenimento è legittimo che utilizzi questi elementi, è meno legittimo che li definisca prove, ma questo ha a che fare con la deontologia e sono questioni di cui prima o poi, spero, si debba occupare il Consiglio di Disciplina, che io ho sollecitato rispetto a queste questioni. Le prove sono 3 e Tarfusser cosa dice? Tarfusser dice che se una macchia è stata repertata come lavata dal carabiniere e viene dichiarata perfetta in tonza da Previdere che l'ha analizzata, Tarfusser dice non può essere la stessa macchia e manca la catena di custodia, perché non si capisce bene come è stata custodita questa macchia. Okay? Quindi mette in dubbio il fatto che quella macchia realmente... Ti fermo un attimo, perché ieri il generale Garofano ha spiegato a Quarto Grado che è andata così. Allora, è andata esattamente in questi termini. Il carabiniere Fadda va a fare la famosa perquisizione, la fa alle ore 23 perché Olindo non ha risposto al telefono prima. Comunque la fa 15 giorni dopo i fatti. È già lì. E la fa, diciamo, il giorno in cui Olindo farebbe il nome di Olindo verrebbe fatto ai PM da Frigerio, 26 dicembre. Per quello nasce l'urgenza di ispezionare di nuovo la macchina di Olindo. Allora il Fadda va con la sua carta bibula, no? Perché? Perché ha reagito al luminol la macchia sul battitacco e quindi con la carta bibula la tira su, no? Non era visibile. Il generale Garofano ha spiegato che non era visibile a occhio nudo. Quindi che il dottor Previdere dica che quella macchia ha un diametro di 2 centimetri e passa, quindi sarebbe stata visibile a occhio nudo, non è vero, perché non era visibile, però c'era copioso materiale di DNA. Allora viene prelevato con la carta bibula, il dottor Previdere lo vede il risultato, però non si vedeva a occhio nudo, per quello non si è visto niente. Quando un giornalista, Marco Oliva, gli ha fatto notare che non c'è però neanche la foto di luminescenza al luminol, non c'è proprio niente, su quello hanno glissato, hanno lasciato perdere. Allora io ti dico semplicemente questo: è possibile? Poi sentiremo Marzio Capra che ha fatto le sue analisi su questo, era il vicecapo dei RIS, ma è accettabile questa versione? Cioè non si vedeva niente perché non c'era visibilmente niente, però c'era tanto DNA e questo lo ha visto il luminol. La foto del luminol non c'è, però fidatevi, quella roba lì è arrivata con una catena di custodia perfetta, perché i reperti fatti da Fadda sono stati tenuti completamente separati da tutti gli altri del RIS, che hanno invece che hanno repertato il sangue della povera signora Cherubini, e quindi quella che ha repertato sulla macchina di Olindo è sicuramente il sangue della signora Cherubini ed era stato tenuto a parte rispetto a tutti gli altri prelievi, quindi non può essere stato contaminato. Allora, qui la questione è anche ancora più complessa, diciamo, se vuoi, ma anche più semplice. I RIS non entreranno mai nella macchina di Olindo. Perché? Perché la macchina di Olindo è stata già perquisita la sera della strage. Da chi? Da degli agenti che, a verbale, risulterebbero gli stessi agenti che sono entrati nella scena del delitto, per cui i RIS dicono che la macchina è contaminata e noi non la analizziamo, perché noi siamo persone serie e quella macchina potrebbe essere contaminata. Non è che lo dico i diamanti, lo dicono i RIS. E soprattutto adesso il capo di quei RIS dell'epoca oggi dice tutt'altro. Io resto ai fatti di allora, poi ognuno è libero di dire e di cambiare idea anche rispetto alla scienza. Sta alla coscienza e alla scienza di ognuno decidere di cambiare idea rispetto alla formazione di una prova. Io sto ai fatti. I RIS della macchina non la analizzeranno mai, perché siccome era già stato oggetto di una perquisizione,
loro legittimamente hanno detto: io in quella macchina non ci metto piede, perché per me quella macchina non è affidabile a livello di elementi che potrebbero tirare fuori, perché quella macchina è probabilmente stata compromessa. Non è che lo dice Felice Manti, lo dicono i fatti, perché c'è un verbale di perquisizione di quell'auto la sera della strada compiuto da uno degli agenti che sarebbe da uno degli agenti che sarebbe stato sulla scena del delitto all'ora del delitto, per cui di conseguenza la contravvenzione volontaria è un elemento che normale, la ammette logico, come ipotesi, e quindi di conseguenza se c'è lo 0,1% di una contaminazione, quella macchina non si può toccare, dicono i visti, perché sennò invalida tutto il lavoro. Qual è il tema? Il tema è che il verbale di perquisizione di quell'auto viene firmato da degli agenti, ma a processo il colonnello dei carabinieri, il luogotenente dei carabinieri, il maresciallo Velorini, dirà che la persona che ha effettivamente fatto quella perquisizione non è quello che ha firmato il verbale, Rocchino Vito, ma è un altro che si chiama Moschella, che nella scena di non c'è mai stato. In un paese normale quel verbale è carta straccia, perché se io dico che il verbale l'ha fatto Tizio e l'ha firmato Caio, quel verbale non vale niente, e in teoria è una prova falsa, tra virgolette, con una delle tante situazioni borderline, per essere generosi, che individua il dottor Tarfus nella sua valutazione, ok? E di conseguenza la bontà, la scientificità di quel ritrovamento è comunque, oscurata da questa potenziale contaminazione, che al netto del fatto che un carabiniere dica che quel verbale è fatto da uno e firmato da un altro, quel rischio c'è. Tant'è vero che loro i rischi con la macchina di usato mai. Poi noi possiamo chiederci come è possibile che due persone che si hanno compiuto quella mattanza vadano in macchina e non sporchino i sedili, il poggiatesta, il volante, il cambio, i pedali, lo sportello, l'apertura, il freno a mano, il cruscotto. Come è possibile che la macchina sia solo lì, piccola e invisibile, ma densa di DNA? Lavata secondo i carabinieri, pura secondo i Previdere. Questo è il tema. Poi mettiamo anche che siano stati gli ignorati, che siano stati così bravi da pagare i RIS e i carabinieri di Erba. Quella prova è accettabile o no? Ascolta, Felice, noi avremo modo di risentirci, però io mi pongo una domanda generalissima. Ma perché noi, invece di trarre spunto, ripeto, da questa vicenda e di considerare come una preziosissima occasione quello che ha scritto il dottor Tarfuso, ma non lo dico perché dobbiamo abbracciare una tesi, ma perché stiamo legati ai fatti, quelli che stai raccontando anche tu adesso, perché non prendiamo spunto da questo per fare un passo avanti, per migliorare, per crescere come classe giornalistica e per crescere come sistema nel suo complesso, politicamente, giudiziariamente, perché qui ci sono elementi che consentirebbero di fare un passo avanti, tanti passi avanti. Ed è prezioso il fatto che uno dica riconsideriamo i fatti quando questi fatti parlano in maniera eclatante di cose che non tornano. Allora, nel suo atto il procuratore Tarfusser cita un precedente di un imputato, di un cittadino, che ha fatto 21 anni di carcere per una errata intercettazione, per la mala interpretazione di un'intercettazione. Sì, la parola in dialetto, era un dialetto pugliese. Appunto, il signor Massaro, no? Il quale viene poi alla fine liberato e considerato innocente dopo 3 anni di giudizio di revisione, peraltro, perché era stata una intercettazione interpretata male. Qui non abbiamo solo un'intercettazione, abbiamo una quantità di questioni che non tornano, che moltiplicano per 50 il caso Massaro. Perché non ne prendiamo spunto per prendere atto della realtà? E invece dobbiamo sempre entrare nella logica della contrapposizione, della difesa di questo o di quell'altro. Qua non si sta difendendo o accusando nessuno, ma semplicemente cercando di riesaminare i fatti per come sono, che dovrebbe essere poi l'oggetto del giudizio, del procedimento giudiziario, o no? È molto semplice a volerlo guardare così. Vuoi sapere come la penso io? Dimmi. Io penso che la condanna di Ringarosa sia rassicurante, perché ha assicurato 2 delinquenti alla giustizia, perché ha chiuso un capitolo dell'orologio, perché rappresenta in qualche modo una dinamica, quella dei vicini di casa, monelli ostili, no? Rappresenta il grande tema del condominio Italia, il fatto che la gente non si sopporti, e che quindi giustifica questo processo e questa sentenza in qualche modo, che questa dinamica possa sfociare in questioni che hanno poco a che fare con il vivere comune, il vivere civile. Se viceversa non fosse così, noi dovremmo ammettere all'amministrazione che A, ci sono gli assassini di libertà, B, c'è un innocente in galera, C, qualcuno ha manipolato delle prove, D, qualcuno ha manipolato delle confessioni, D, qualcuno ha manipolato un testimone oculare
facendogli dire una roba che non sapeva e non pensava. E ci sono dei giornalisti che sono bevuti a queste storie. Mi sembra che gli elementi di criticità del sistema che emergerebbero dall'eventuale assoluzione di Linderoth sono talmente insopportabili e ingestibili per un paese immaturo come il nostro, che l'effetto che questa decisione avrebbe sulla tenuta democratica di questo paese sarebbe devastante, perché vorrebbe dire che il 99,9% dei giornalisti non ci ha capito nulla e si è bevuto delle storie, se fosse innocente. Se venisse per il processo, per carità, il Corriere della Sera dice attenzione a pensare che siano innocenti. Certo. No. Attenzione a pensare che si riapre il processo. Attenzione a pensare che la Procura di Brescia valuterà bene queste carte. Attenzione a pensare che la Procura Generale di Milano la mandi. Figurarsi, scrive il Corriere della Sera. Quindi tutta questa questione ha a che fare con la tenuta democratica di questo paese, perché sarebbe intollerabile che un processo si conclude all'ergastolo condannando due innocenti per un reato odioso come quello, e che i giornalisti non si siano accorti che il re era nudo. Felice. E il fatto che continuino ancora oggi a dire che il re è ben vestito sta bene, ed è evidentemente l'unica cosa che conta in questo momento, la tenuta del sistema democratico e dell'informazione. Diversamente ci sarebbero dei grossi problemi. E aggiungo io, ci sarebbe un Consiglio di Disciplina dell'Ordine e di tanti ordini professionali e un CSM oberato di un carico di lavoro incredibile. Quindi forse è meglio resti tutto così com'è. Resterà tutto così com'è a questo punto, visto che adesso è un magistrato a porre determinate questioni, o no, secondo te? Io non credo, però sicuramente si troverà una situazione all'italiana. Però certamente gli elementi di criticità del sistema giudiziario sollevati meritano delle risposte che devono essere date nelle sedi opportune, non certo sui giornali. Non sta a me stabilire se Astori ha ragione o ha ragione Tarfusser. Quello che io posso dire è il mio diritto di critica inalienabile. Mi spiace per qualcuno che pensa che questo diritto inalienabile non sia. È irrituale che un PM investa un'intera procura per difendere il suo lavoro a fronte di elementi di criticità che, ripeto, anche di fronte a un'eventuale colpevolezza reale suscitano più di una perplessità. E ripeto, il tema del giornalismo è indagare. Se la Cassazione dice che l'asino vola, io non posso dire che la Cassazione ha ragione, perché l'asino non vola. Appunto, anche quello, se lo dice la Cassazione. è quello il punto. Altri colleghi dicono, lo dice la Cassazione, l'asino vola. Buon per loro, non per me. Allora Felice, dobbiamo salutarci qua per il momento. Io mi sono permesso di dire che l'assenza della politica in questo caso io la trovo da cittadino molto grave perché sono capaci tutti, fammi dire una cosa brutta magari, però sono capaci tutti di parlare dei morti, cioè del caso Tortora, che è pure un monumento di ingiustizia. Però di parlare di due persone normalissime del popolo, qualunque, e di un caso vivo, ci vuole più coraggio, e questo non ce l'hanno per ora nessuno. C'è una piccola differenza: Tortora è stato condannato innocente, Tortora è stato giudicato innocente alla fine della fiera. Appunto, dico. E poi è morto, no? E poi è morto, quindi possiamo benissimo parlare di lui. Invece di due cittadini veri in carne ed ossa è un po' più difficile, e questa cosa mi riesce particolarmente intollerabile. Grazie a Felice Manti. Ci risentiremo tra poco con voi, Antonino Danna. Gli abbiamo rubato qualche minuto. Buona prosecuzione di ascolto, buona fine di settimana. Il 1° maggio repliche anche su Radio Libertà, e poi il meraviglioso futuro ci attende, perché il mese di maggio sarà un mese di straordinarie, pazzesche novità per Radio Libertà. L'ho buttata là, speriamo che sia vero. Avete ascoltato